Sì, grazie, grazie sempre per la vostra attenzione su un tema che a me è molto caro, ma credo che sia caro un po' a tutte e a tutti noi, perché non possiamo considerare, come tante volte sono stati detti, questi orfani di femminicidio o di crimini domestici invisibili. Noi come politica, come istituzioni, ma anche appunto come società civile in genere, abbiamo la responsabilità, anche il dovere di prenderci cura di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che da un giorno all'altro si ritrovano senza una madre o col padre in carcere o addirittura, come negli ultimi casi, anche suicidio. E quindi credo che naturalmente niente e nessuno potrà mai restituire tutta l'enormità che questi bambini e queste bambine vivono, ma sicuramente è dovere nostro anche dare loro una speranza che anche per loro possa esserci un futuro. E oggi appunto sono contenta, sono veramente onorata di avere questo parterre perché ci sono dentro appunto tutti gli attori che sono quelli principali che lavorano giornalmente in prima linea proprio per fronteggiare questo fenomeno che ormai è diventato un fenomeno strutturale all'interno della nostra società, proprio insito nelle relazioni tra uomini e donne. Un tema che va al di sopra di qualsiasi colore politico e di qualsiasi appartenenza politica, ma e lo vediamo sempre più frequente nell'ambito familiare, nei luoghi di studio, di lavoro, nelle città, nelle piazze, insomma stiamo assistendo sempre più a una deriva, quindi credo che sia fondamentale oggi metterlo al centro della nostra attenzione e cercare insieme di trovare le soluzioni e delle risposte concrete ed incisive.